Buonasera dal Palabianchini, 23esima giornata di Serie A, Lynx Latina contro Real Rieti, derby tutto laziale. Intanto il destro di Jander, poi Rabol, ancora Tondi. Lancio lungo di Tondi per Luca Ianna che la tiene, prova la rovesciata. Va via, intanto Titon, ancora Titon, accelera il destro e il gol di Titon al terzo minuto. Grande accelerazione da parte del numero 27, Rieti è in vantaggio qui al Palabianchini. Intanto lo Cicero sbaglia e il destro di Titon. Palla fuori, Fortino al volo, la parata di Menichella. Gilo, 1 contro 1 con Fortino, va via Gilo, palla al centro e il gol di Jander, il pareggio della Tina al settimo. Ancora Jander che fa sentire tutto il calore alla squadra del presidente La Starza. Intanto Jelocic e il gol del Rieti con Franco Jelocic. Nuovamente in vantaggio il Rieti, recupera Jelocic, Fortino e Rafael si divora il gol del 3-1. Ottimo passaggio per Gilo che di prima va da Johnny. Sovrapposizione di Palmeggiani che viene premiata. 1-2 che si chiude, Rafael, Menichella, ottimo intervento. Jander, Johnny va via, ancora Johnny, entra in area, Johnny. Rabal, Jander, Tondi in calcio d'angolo. Gol sta decidendo la gara, palla splendida per Rafael Fortino. Splendida azione Rieti. Al 17esimo arriva il 3-1 della squadra di Geffe. Palmeggiani, salta De Luca, Palmeggiani, palla che lambisce il palo. Lancio per Luca Ianna che lotta con Rabal. Alla meglio Luca Ianna, palla per Rafinha. 4-1. Rieti finisce il primo tempo, 4-1 per il Rieti. Ottima palla per Jander, Tondi. Intanto il tentativo di Fortino, va via Rafael, Iavironi. 5-1 al quinto. Il gol di Iavironi, sotto anche De Luca. Titon se la porta sul destro, gran gol di Titon che segna un'altra Rabal. L'intercetto di Rafinha, la porta e vuota Fortino. La doppietta di Robocop. Fortino, 7-1 Rieti. Jander, il salvataggio e poi il tentativo e il gol da parte del Rieti con Titon che si porta il pallone a casa e finisce la partita con la vittoria, la nona di fila per il Rieti che espugna il Palabianchini.